Amici sportivi, puntata particolare di Sport in Casa, dedicata al benessere, dedicata alle arti marziali, insomma una puntata in cui parleremo non solo delle difficoltà che determinate strutture hanno avuto, ma anche di come alcune discipline possono aiutare, insomma, il benessere psicofisico di grandi e di piccini durante, insomma, questo periodo che speriamo, insomma, ci consenta di tornare quanto prima alla normalità. Per il pubblico di Rete Veneta, l'ospite che vi sto per presentare è un volto oramai noto e molto apprezzato, ma è molto apprezzato a 360 gradi, grazie alla sua decennale esperienza. Abbiamo qui con noi Maurizio Mantesso di Shimpo, Centro Studi, diciamo, Arti Orientali. Buonasera Maurizio. Buonasera a voi. Intanto grazie per aver trovato un po' di tempo per venire qui da noi a raccontarci, ad accompagnarci in un viaggio nel mondo delle arti marziali, del benessere, ma insomma parleremo di tanto. Iniziamo subito, Maurizio, chiedendoti, noi ti vediamo spesso, insomma, qui nei nostri studi, sulle nostre reti, a insegnare il Tai Chi, a praticare, diciamo, il Tai Chi e salute. In periodo di Covid come si coniugano questi due aspetti? Insomma, come può essere utile? È sicuramente molto utile. Noi sappiamo che il Tai Chi ha una letteratura ampissima, si riconosce e si legge ovunque in rete, ma io vorrei semplificare. Il benessere prodotto dal Tai Chi è l'unione di corpo, esercizio fisico, respiro, respirazione, risveglio della sensazione di respirare. Uno fa: ma come faccio? Respiro sempre, certo, ma la consapevolezza ne fa la differenza. E il pensiero, cioè governare il pensiero all'interno del movimento del corpo, dell'abilità di condurre il respiro e di, come dire, svuotare la mente dal pensiero. Com'è stato, insomma, affrontare questi lunghi mesi di pandemia? Perché poi ricordiamo che Shimpo, che è molto conosciuta, insomma, è un centro studi di arti marziali, quindi insomma oltre al Tai Chi ci sono tantissime altre discipline che vengono praticate, corsi, iniziative, insomma attività agonistiche, competizioni. È stato un anno e mezzo quasi, penso, molto difficile, insomma. Sì, per noi sono in realtà 2 stagioni perse. Perse nel senso che non abbiamo potuto portare i ragazzi all'estero, le competizioni all'estero, in Italia e così via, e soprattutto abbiamo fatto lezione da soli. Però vorrei dire che abbiamo anche imparato, cioè da una difficoltà, quella di trovarsi soli in palestra, abbiamo imparato a parlare davanti a uno schermo. Io dico sempre che potrei parlare per un'ora davanti a un garage perché in questo momento una forma quasi di pazzia, no? In realtà abbiamo imparato molte cose, abbiamo imparato a parlare a noi stessi per spiegare agli altri, a trovare le modalità con cui trasmettere informazioni alle persone attraverso uno schermo. E, come dire, nonostante la perdita che è stata notevole, perché noi abbiamo considerato circa un 75% di perdita di affluenza proprio per le lezioni in webinar, per le difficoltà che ci sono nei collegamenti e nel collegarsi, però è stata un'ottima esperienza, cioè abbiamo imparato qualcosa e imparare non è mai sbagliato. Le difficoltà, allarghiamo un attimo il discorso al mondo delle palestre, degli sport al chiuso. Quanto questo vi ha penalizzato questa categoria? Io credo che tutti quelli che lavorano al chiuso sono stati penalizzati. Noi siamo stati penalizzati molto, non tanto per la pigrizia dei nostri associati, ma per la difficoltà di trasmissione. Io immagino in una casa 5 persone in un luogo stretto che hanno bisogno di 5 connessioni, di strumenti idonei, perché se io guardo sul telefonino vedo una cosina grande così e non riesco a fare lezione. Se faccio davanti a uno schermo a una smart TV è differente, la relazione è completamente diversa. Sì che, come dire, la non strumentazione delle persone ha fatto questa differenza. Nonostante questo, la buona volontà di molti atleti e di molte persone ha fatto sì che questa piccola parte abbia resistito tutti questi mesi in webinar
ad ogni ora del giorno quando abbiamo fatto lezione. La sofferenza è tanta perché abbiamo perso, come dicevo prima, un 70-75% sicuro del nostro lavoro e qui mi fermo perché è un problema di tutti quelli che lavorano. È chiuso, abbiamo allenato gli agonisti di interesse nazionale per le competizioni previste nel futuro, adesso ne abbiamo una a giugno come ti accennavo prima e speriamo porti bene, insomma, speriamo sia una rinascita. Ecco Maurizio, ma perché una famiglia, un bambino piuttosto che un adulto o un senior, chiamiamolo così, dovrebbe scegliere le arti orientali per il proprio benessere, per la cura del proprio corpo? Cioè cosa differenzia, cosa rende particolare queste discipline rispetto a una classica attività sportiva come può essere il calcio, il tennis o il nuoto, insomma? Ma possiamo dire una cosa importante, intanto facciamo una differenza. Lo sport di per sé va benissimo, la passione, la voglia di scoprire qualcosa, ma la parola chiave l'hai detta prima, cioè sport e disciplina. Lo sport, come dire, migliora il gesto atletico all'infinito, lo studi, lo calibri, lo fai quel gesto. Mi viene in mente, io non me ne intendo di calcio, perdonami, ma voglio dire che se gioco a calcio devo migliorare la corsa, affinare la tecnica del passaggio del pallone e così via. L'affino così tanto che divento un super specialista di questa tecnica. La disciplina, una disciplina studia altro, cioè io parto da un percorso base e questo evolve sempre ed è sempre differente, cioè non mi ripeto mai, ma ogni step cambia sistema, cambia modalità e così via. Ecco che la disciplina può coinvolgere una persona addirittura per tutta la vita. La difficoltà è resistere, cioè come dire essere forti e superare ogni volta uno scoglio differente. Le arti marziali si dice che siano in grado di unire mente, spirito e corpo. Insomma, la filosofia orientale che c'è dietro a tutte queste discipline, quanto invece può essere utile o è stata utile in un periodo in cui le persone hanno sofferto proprio anche a livello psicologico? Parliamo chiaramente del lockdown, insomma zona rossa, restrizioni e quant'altro. Fare questo tipo di attività, oltre che un benessere fisico, può dare anche un benessere psicologico, psichico. Beh, allora io parto dal fatto che, parlando di un pensiero orientale, io vedo me come un'opportunità, perciò quando c'è un'opportunità io la scelgo per migliorare me stesso. C'è un modo, c'è un cambiamento, bene, lo sfido per cambiare me stesso, perciò non vedo più la difficoltà come una cielo cos'è caduto, ma lo vedo proprio come una trasformazione, sicché lo scoglio che trovo è per me studio, è per me modo di come faccio a superare questo scoglio bene, come faccio a rimanere positivo, come faccio ad allenarmi e a ritrovare serenità e equilibrio in questo. Ecco che questa trasformazione, torniamo alla parola disciplina, è un cambiamento. Allora le arti marziali aiutano in questo proprio per il loro modo particolare di vedere il futuro. Cioè io quando c'è una difficoltà la vedo opportunità di crescita, di perfezionamento. E questo, come dire, mi porta ad avere una mente di differente tipo, cioè di dialogare con la mia mente in maniera differente, di condurre i miei pensieri in maniera differente, nei limiti del possibile. Nessun Superman, ma è un imparare, è un reimparare da se stessi ogni volta. Di fronte a, non so, qualche scettico, qualcuno che è ancora un po' dubbioso, magari che partecipa alla prima lezione in qualità, insomma, di maestro, cosa dici a chi insomma, ha il primo contatto con questo mondo per fargli capire dove sta entrando e che percorso sta iniziando? È difficile, io direi di fidarsi della sensazione che prova e comunque devo dire una cosa che magari non sarà proprio popolare, ma come si dice nel mondo delle arti marziali, solo chi è destinato, virgolette, destinato, può continuare, nel senso che se io ho la passione di andare, dico in canoa, devo andare in canoa, cioè c'è come un sentimento che anticipa ciò che vado a studiare. È vero che chi non sa può scoprire, però o piace il primo giorno o difficilmente piace il secondo. Cioè se non sento che non va, non è per me.
Amore a prima vista, insomma. Ma sicuro, devo fare altro, ma è giusto che sia così. Dicevamo che sono discipline e attività che abbracciano praticamente tutte le età, dai bambini fino alla categoria senior. Proprio i bambini che in altri sport, parliamo di sport di gruppo, sport di squadra, sono stati fermi, sono stati fortemente penalizzati durante questo lungo periodo di pandemia. Ai bambini e ai giovani voi che tipo di attività, di iniziative riservate? Per il futuro intendi? Esatto. Per il futuro. Allora noi intanto abbiamo ricominciato la nostra attività all'aperto, già qualche 15 giorni che lo facciamo anche la sera col buio, con i grandi, abbiamo cominciato a fare questo lavoro, insomma si fa quello che si può naturalmente. C'è la possibilità del contatto, adesso è prevista, e naturalmente noi siamo un po' scettici su questo, lo facciamo con tutti i presidi, con tutte le igienizzazioni possibili e con calma. Vogliamo partire gradatamente per ritornare a una pseudo-normalità, di sicuro. E siamo partiti con i corsi all'esterno, è stato gradito, le persone si stanno riavvicinando, anche il mattino con i signori che hanno qualche anno in più ho cominciato i corsi all'aperto uguale. Sto preparando per l'estate dei mini campus per i ragazzi più piccoli, dove in mezzo a un bosco di proprietà di un amico organizzerò dei weekend con i ragazzi dove pianteranno la loro tendina e così via, però aspetto le ultime normative naturalmente prima di renderlo proprio pubblico. Organizzerò come sempre in luglio un lungo trekking con i miei ragazzi in montagna, io amo molto anche la montagna, con percorso in qualche ferrata e così via, sempre per i ragazzi addestrati. E cominceremo poi in luglio il percorso di allenamenti all'esterno speciale che facciamo nel mese di luglio con la pratica del Tai Chi, però con degli strumenti. La pratica del Tai Chi si fa anche con la spada, con il bastone e con altro. In luglio, visto gli spazi aperti, cominceremo a fare questo unito a dei corsi di difesa personale che sono sempre graditi in questo periodo. E invece per la categoria senior, diciamo per le persone di una certa età, c'è un limite oltre il quale insomma non ci si può approcciare a queste discipline, oppure a qualsiasi età va bene? Che tipo di attività, di benefici anche fisici possono avere le persone, diciamo, over 65, over 70? Perfetto, allora intanto lo dovrebbe dire il medico, no? Come prima cosa, cioè io mi astengo però io devo dire che faccio testimone da questo, no? Perché 65 sono qua, perciò come dire... Tenuti lo testimonio, guarda, ieri ho fatto il vaccino e ho fatto allenamento più degli altri giorni tutto il giorno, perciò se si sta bene, se c'è la fortuna dello stare bene, non credo ci sia limite. Credo che bisogna conoscere se stessi e come dire, avere un parere medico di sicuro, ma se si sta bene con i giusti limiti si può fare. Abbiamo avuto qualche anno fa un signore di fino a più di 90 anni che ha praticato con noi e stava benissimo, insomma. Ma sei lo spot perfetto, vaccino, no, over 65 e guarda, ma no, guarda, lo fa, che stato di forma. No, vabbè, mi hai proprio chiesto età 65, 70, 65, io sono qua, faccio allenamento dal mattino alle 7 fino alla sera alle 10, perciò insomma. Maurizio, torniamo a parlare delle difficoltà legate proprio alla condizione anche economica, tutte le restrizioni che hanno dovuto subire e accettare, insomma, le palestre e le strutture al chiuso, perché spesso non si parla del personale, insomma, il personale che collabora con te, eccetera, che ha dovuto vivere, insomma, questo periodo di difficoltà. Come si è organizzato? Come vi siete organizzati? Allora, noi ci siamo organizzati stringendo le cinghie, cioè facendo come fa il contadino, c'è poco da mangiare, si mangia poco. Praticamente stiamo superando questo momento con i bonus dati dal governo, quelli previsti, che non sono grande cosa, però sono arrivati come una benedizione, devo dire la verità. Poco ma benedetto, perché quando non ce n'è, non ce n'è. Ci siamo organizzati a sopravvivere con quello che abbiamo, con le riserve che avevamo. Non ci siamo presi il nostro compenso, niente, siamo così. Abbiamo preso il compenso dal governo, abbiamo lavorato lo stesso. E facciamo tutto quello che c'è da fare, attingiamo i nostri risparmi e cerchiamo e speriamo in un futuro migliore. Cioè, questo ci resta, fortuna che possiamo attingere a qualcosa, ma
Finisce così, ci aiutiamo vicendevolmente, se qualche nostro collaboratore non ha possibilità di qualcosa ci aiutiamo fra di noi. Cioè siamo, come dire, tornati a un po' di anni fa, no? Quando c'era bisogno uno aiuta l'altro e si fa. E anche questo serenamente, manteniamo più equilibrio possibile, più come dire, felicità, se vuoi dire, no, possibile in questo momento, aspettiamo che passi. Stavo proprio usando la parola equilibrio, insomma, per dire che insomma, si riesce a dare un colpo al cerchio e uno alla botte, insomma, come si suol dire. Bene, ringraziamo Maurizio Mantesso di Shimpo, Centro Studi Arti Orientali, oltretutto insomma istruttore di Krav Maga, riconosciuto dalla Wingate Academy di Israele, poi insomma maestro di karate, insomma di tutto e di più, insomma i titoli li lasciamo insomma per un'altra occasione. Lo ringraziamo per essere stato in nostra compagnia, averci accompagnato in questo piccolo viaggio nel mondo di Shimpo, del Tai Chi e insomma dei progetti futuri. Grazie Maurizio. Grazie a voi, è sempre un piacere. E buona serata a tutti.